Presidente Ciriani, in questa seconda edizione di Pordenone Pensa ha scelto uno slogan che dice "Credo solo nelle idee che diventano azioni". Diciamo che uno slogan sicuramente dai grandi obiettivi e anche dalle grandi prospettive. È uno dei tanti slogan che accompagnano il titolo principale di Pordenone Pensa, sicuramente è uno dei più significativi perché per me è una bandiera nell'azione amministrativa quotidiana. Oggi registriamo una politica molto spesso fumosa e inconcludente, mentre nell'azione amministrativa della provincia ne vogliamo sì le idee ma anche progetti concreti. Questo vale a maggior ragione nella promozione del territorio. Pordenone Pensa è una rassegna culturale di eccellenza. Non è la solita rassegna culturale snobistica con la puzza sotto il naso, autoreferenziale, ma è un modo per avvicinare il grande pubblico ai personaggi della cultura, della letteratura, della scienza, del giornalismo che trattano i temi di cui quotidianamente parliamo, avvicinarli al grande pubblico. Molto spesso queste persone le vediamo solamente in televisione e sui giornali. A Pordenone hanno l'occasione di interfacciarsi direttamente con il pubblico. Cultura che in questo caso diventa anche una leva per promuovere Pordenone, la sua provincia, farla conoscere, far parlare di sé e creare quel minimo di indotto economico. Pordenone, grazie a Pordenone Pensa e grazie anche alle altre rassegne che si promuovono nel territorio, è diventata una sorta di piccola capitale della cultura, non solo regionale ma del Triveneto. Bene Presidente, allora, visto questa grande opportunità che ci offre proprio Pordenone Pensa, a me il compito di andare a intervistare sia alcuni esponenti istituzionali ma soprattutto i protagonisti proprio di questa rassegna culturale. Qui siamo con l'assessore Bressa, lui è l'assessore alla cultura. Possiamo dire che Pordenone Pensa dà una connotazione di grosso spessore culturale proprio qui nella provincia. Ma certamente è veramente un'immagine poi della provincia straordinaria. Se noi pensiamo a tutte le manifestazioni culturali che abbiamo sul nostro territorio, a cominciare ad esempio da Pordenone Legge, le iniziative della provincia durante il periodo estivo di Muse, ci sono altre manifestazioni ma questa è una manifestazione che veramente lega tutto il territorio. Un'iniziativa Pordenone Pensa che si svolge nell'arco di un paio di mesi, quindi non concentrata solamente su 3 o 4 giorni come di solito, ma che dà un respiro territoriale. Ma al di là di questo respiro territoriale con personaggi naturalmente locali ma anche nazionali e direi anche internazionali che veramente eleva sicuramente la qualità sia culturale che sociale dell'iniziativa. Presidente Pavagni, insomma la Camera di Commercio non gioca solo un ruolo di promozione alle attività economiche ma anche a quelle culturali. Beh sì, noi abbiamo iniziato con Pordenone Legge perché ritenevamo che la cultura è uno degli elementi che può far crescere il nostro territorio e lo può valorizzare. Ci siamo messi insieme alle altre istituzioni pordenonesi, oggi abbiamo qui l'occasione di vedere un'altra iniziativa di carattere culturale, direi con un grosso impegno da parte della provincia di poterlo portare avanti. Credo che questa sia la dimostrazione ancora di più di quanto il territorio di Pordenone sappia e deve comunque esprimere una vocazione sua industriale che c'è, ma direi accompagnata anche da iniziative culturali che sono tutte di grosso spessore. Siamo con Elena Ceolin, presidente del Circolo Eureka, il circolo che è riuscito a organizzare, a mettere insieme tutti questi personaggi per Pordenone Pensa. Ma quanto difficile è, Elena? Beh, è stato abbastanza impegnativo, ma comunque è frutto di tanti anni di lavoro, di conoscenze, e il Circolo Eureka quest'anno compie 15 anni e quindi insomma man mano è una sintesi dell'attività, non è solo il momento dell'organizzazione. Si portano dei personaggi a livello veramente internazionale in questa provincia a dimensione ancora familiare, forse riusciamo a fargli proprio un salto di qualità. La nostra speranza, noi cerchiamo di arricchire l'offerta culturale, di valorizzare il territorio, insomma, e di unirci a tante altre manifestazioni che si tengono in questa provincia. Non solo cultura, appunto libri, conferenze, ma anche enogastronomia. Esordio migliore sicuramente non ci poteva essere in questa rassegna di Pordenone Pensa con
un personaggio ormai conosciuto a livello mondiale. Stiamo parlando del dottor Pansa, insomma, miriade di libri, miriade di opinioni, nonché scrittore ormai conosciutissimo. Innanzitutto benvenuto qui a Pordenone e un suo parere su questa cittadina. Ma come siamo arrivati? Siamo rimasti colpiti dalle aiuole fiorite, siamo rimasti a bocca aperta. Di rado si trova una città che si presenta in questo modo meraviglioso, con questi colori. Poi abbiamo trovato una città pulita, una città ordinata, un bel posto in cui si potrebbe vivere. Io sono nato in una città un po' più piccola di Pordenone, Casale Monferrato, che ha sempre avuto all'incirca 40.000 abitanti. Questi sono i posti migliori per vivere. Quindi vi ringrazio per avermi invitato a questo incontro. Pordenone Pensa sarà aperto da Giampaolo Pansa, sempre un gioco di parole. Scrivo da molto tempo sui giornali, ho sempre cercato di essere un uomo libero e forse la mia fortuna un po' dipende da questo. Per scrivere un buon articolo, come per scrivere un buon libro, occorre mai dimenticare due cose. La prima è che non devi essere al servizio di nessuno. Se racconti dei fatti è al servizio della verità dei fatti. L'altra regola fondamentale è scrivere in modo semplice, in modo chiaro. Longanesi diceva: tutti gli articoli, tutti i libri vanno grattati. Vuol dire che bisogna togliere le parole inutili, le parole confuse, le parole che la gente non capisce. L'onestà nel rapporto con il lettore e la chiarezza per rendergli facile la comprensione di quello che scrivi sono le uniche due ricette vere che ho sempre cercato di seguire. Ecco, lei, dottor Pansa, ha seguito moltissimo, dal dopoguerra ovviamente, l'evoluzione del tessuto sociale italiano. Che considerazione può fare di questo momento attuale degli italiani confrontato insomma a questi decenni che sono passati? Domanda che mi impone di essere un po' cattivo. Dunque tenga conto che io sono nato nel 1935, quindi a ottobre ho compiuto 74 anni. Per cui, come tutte le persone anziane, tutti i signori con i capelli bianchi, sono sempre portati a essere molto critici. L'Italia di oggi non mi piace. Vedo troppa ricerca di avere tutto e subito senza pagare il conto. Vedo tanti mestieri indispensabili che nessuno di noi vuole più fare, quindi siamo costretti ad affidare agli extracomunitari. Soprattutto vedo una politica molto confusa e confesso di avere una gran paura sulla sorte di questo paese. L'Italia in cui sono vissuto io era diversa. Cito solo un fatto: il figlio di un operaio. Mio padre aveva fatto la quarta elementare, il figlio di una modista, mia madre aveva fatto la quinta elementare, era una sarta. Allevato da una nonna analfabeta, ha potuto frequentare il liceo, poi l'università e lavorare nei grandi quotidiani italiani. Non so se oggi questo sarebbe possibile. Oggi ho l'impressione che sia un po' tutto paralizzato. Per un certo verso sono anche contento di avere 74 anni, perché se ne avessi solo 20 di meno, non lo so. Marcello Veneziani, benvenuto. Un pensiero su questa provincia. Una provincia in cui torno spesso e torno spesso per iniziative culturali, quindi questo è un buon segno, è il segno di un'attenzione ai grandi temi non solo dell'attualità ma anche ai grandi temi della cultura, della memoria storica, quindi mi sembra un segno di vitalità di una provincia che non è soltanto produttiva dal punto di vista imprenditoriale ma anche produttiva sul piano delle idee. Quanto costa essere schietti in televisione, soprattutto quando si dicono opinioni che magari poi danno noi a qualcuno? Costa una presenza scarsa in televisione perché andare in TV e raccontare cose che non piacciono al quadro politico dominante è comunque difficile, perché si può anche sostenere una tesi, uno schieramento, ma quando poi intervengono altri fattori, altre idee, una persona libera deve sapersi anche dissociare. E invece ci sono quelli che sono uomini di partito e rispondono sempre comunque alla stessa maniera, quindi c'è una difficoltà nell'esprimere idee che attengono soltanto alla propria coscienza e non all'utilità di un partito. La qualità secondo me premia in tutti i campi, ma quanto premia nell'editoria essere allineati a una propria idea, quindi coerenti con se stessi?
Beh, non so se premia, io credo che comunque va fatta, va espressa, va manifestata, va seguita, però non sempre premia, spesso l'incoerenza è più premiata, spesso è più facile cambiare opinione, spesso è molto meglio dire cose che piacciono alla clientela piuttosto che cose che sono duramente vere. Nessuno ha in mano la verità, ma la passione di verità è quello che caratterizza un vero scrittore da un impostore. Marcello, il libro che presenti questa sera, insomma, presentiamolo anche ai telespettatori. Questo libro si intitola Amor Fati ed è un libro sul destino, è una riflessione sulla vita tra caso e destino.